Il Varese fa visita alla Sanremese, lombardi che vogliono restare nelle zone alte della classifica, matuziani chiamati a fare il risultato davanti al proprio pubblico. La partita valida per la 24esima giornata del girone A di Serie D vede il Varese in avanti nei primi 15 minuti, prima con il missile di Banfi che spacca la traversa, poi con l'intuizione di Vito Francesco che vede Maffi fuori dai pali e ci prova. Il portiere locale sventa il pericolo andando a sbattere contro il palo alla sua destra. Si fa vedere in avanti la Sanremese, sulla punizione di Gagliardi Riggio impatta la sfera che però termina alta. In chiusura di primo tempo ancora Banfi ci prova dal limite, ancora Maffi fa buona guardia. Si va con le immagini alla seconda frazione che si apre con il rigore chiesto dai liguri per questo contatto ai danni di Bregliano, contatto giudicato regolare dal direttore di gara che si trovava molto vicino all'azione. L'occasione più clamorosa per la Sanremese è sui piedi di Gebbar, destro potente che si stampa sul palo interno alle spalle del portiere. Niente da fare per i locali che 2 minuti più tardi al 70° subiscono anche la rete del Varese. Vito Francesco calcia nel mezzo, deviazione di testa in area e Barzotti 2 volte sul filo del fuorigioco costringe prima Maffi al miracolo e poi gonfia la rete per il più facile dei tap-in. Varese in vantaggio al Comunale, è un vantaggio che durerà fino al termine della gara perché la Sanremese non riuscirà più ad affacciarsi in avanti, finisce 1-0 per la squadra ospite.